prima a parlare della Parmalat, vi ricordate che era fallita? Ma io non è che sapessi cose che non sapevano i giornalisti o le televisioni. Ma stiamo scherzando, sapevano tutti, solo che erano tutti sulla busta paga dell'amministratore delegato della Parmalat, venivano comprati tutti, io no, e io potevo dire le cose anche perché a me non mi hanno fatto un cazzo, hai capito? E allora potevo essere libero di dire, bastava 30 secondi di un TG, 30 di avvisare le famiglie e 30.000 famiglie avrebbero risparmiato il loro risparmio, l'avrebbero salvaguardato 30 secondi, niente, è questo il nostro paese. Poi dopo lì prendevo 2 azioni, assolutamente, ora poi ci arrivo.